Bentrovati. Credevamo che fosse finito questo cammino con acqua in bocca, o meglio, sicuramente con il mio percorso di apprendista cuoca. La scorsa domenica avete visto che alla fine fra microfono e mestolo la situazione era abbastanza di parità, poi il buon Paolo alla fine ha deciso di promuovermi, ma evidentemente ho ancora da studiare, ancora da conoscere, anche perché è stata una bella avventura insieme. Oggi sono qua in un appuntamento un po' diverso, perché sono a conoscere ancora di più i prodotti a marchio Acqua, ma quelli che sono i prodotti della nostra regione nel cuore di Udine. Siamo in via Mercato Vecchio ed è la via che è proprio dedicata all'ERSA, agli stand dell'ERSA, quindi ai prodotti della nostra regione, ma anche a tante attività che vengono fatte qua proprio per far conoscere a tutti ancora di più i prodotti e le eccellenze di casa nostra, quelle con le quali insomma tutti possiamo dilettarci in cucina, anche io, quindi potete farlo anche voi. Per Friuli Doc, dicevo appunto, questa è la vetrina che è stata scelta. Profumi diversi arrivano da tante parti e quindi andrei a conoscerli per vedere se ritrovo qualche vecchio amico di questa avventura che è iniziata a febbraio, ma anche per sentire come va avanti il cammino dei prodotti a marchio Acqua, perché ne abbiamo scoperti diversi in questo paniere che raggruppa appunto i prodotti che rispettano i parametri relativi ad agricoltura, qualità e ambiente, un disciplinare, come avete scoperto, molto, molto stretto per valorizzare i nostri produttori, per tutelare l'ambiente, per tutelare anche la nostra salute, perché mangiare a chilometro zero e mangiare di qualità e garantito non può che farci bene, magari non proprio magrissimi, però sicuramente stando bene e pieni di energia. Allora, è stato inaugurato questo spazio proprio poco dopo l'inaugurazione ufficiale di Friuli Doc. Io sono andata un po' a scoprire appunto quali sono le novità, ma ho anche chiesto sia alla Presidente Serracchiani che altri se si dilettano in cucina. Vediamo. Presidente, è una consuetudine ormai quella di far seguire l'inaugurazione degli spazi dove proprio ci sono le eccellenze del nostro territorio, un marchio Acqua che credo stia facendo dei buoni passi avanti. ERSA si è conquistata uno spazio importante, siamo riusciti a fare rete, a fare sistema, siamo riusciti anche ad ottenere dei risultati importanti con nuovi riconoscimenti di origine, ma siamo anche riusciti a fare un lavoro sui nostri vitigni ma anche sulla qualità dei nostri prodotti. Il marchio Acqua è ormai una certificazione alla quale non solo teniamo ma alla quale lavoriamo ancora di più, perché vogliamo che sotto questo marchio la qualità dei nostri prodotti sia sempre più visibile e sempre più presente. E soprattutto sulle tavole poi dei consumatori che sono più vicini ma a volte magari sono più lontani, perché si cerca spesso i prodotti più curiosi e invece abbiamo qua qualcosa di speciale. Io in questo periodo ho imparato a cucinare un po' con Paolo Zoppolati, chiedo alla Presidente Serracchiani se sulla sua tavola c'è qualche prodotto a marchio Acqua eventualmente. Ma direi di sì, insomma, anche perché sarà che facendo il Presidente della Regione sono un po' più attenta quando faccio gli acquisti, però devo dire che sono non solo prodotti di qualità, ricordiamoci che sono anche fortemente radicati nel nostro territorio, quindi guardiamo anche con importanza all'economia del nostro territorio, vuol dire che facciamo
davvero consolidare ormai imprese che sono importanti, che hanno questa certificazione di qualità, che investono molto non soltanto nella tracciabilità dei prodotti, ma anche nel fatto che sono prodotti che vengono dal territorio, e questo è un fatto importante. Quindi comunicazione e grande distribuzione, queste le due strade anche da percorrere. Non possiamo prescindere, perché dobbiamo farci conoscere, non basta produrre, poi dobbiamo vendere quello che produciamo, lo dobbiamo fare anche con delle alleanze forti, la grande distribuzione è uno di quegli alleati. Assessore, avevamo detto all'inizio di questo percorso che poi avrei dovuto invitarla a cena con qualcosa di preparato con i prodotti a marchio qua. Intanto sono stata quasi promossa. Andiamo avanti con questo percorso. Avvisiamo tutti i telespettatori che la cena non c'è stata ancora, non c'è stata nessuna cena e stiamo ancora dicendo aspettando. che appunto siccome non sono stata né promossa né bocciata, è stato un risultato quasi ex equo, insomma quasi a dirmi vabbè studia ancora un po'. Andiamo avanti ancora con per un po' a conoscere i prodotti a marchio qua e quale vetrina migliore di Friuli Doc nella via più centrale di Udine. Ma credo proprio di sì, adesso al di là delle battute credo che il marchio qua, agricoltura, qualità, ambiente, è di fatto, io lo definisco sempre così, è la regione Friuli Venezia Giulia che ci mette la faccia, che quindi dice ai cittadini e ai consumatori che quei prodotti sono a chilometro zero, che sono controllati, che sono il meglio che la regione può offrire. Quindi il percorso che è stato fatto, la capacità di trasformarli, ma anche essere qua in centro Udine a presentarli con orgoglio ai cittadini della nostra regione credo che sia fondamentale. Ecco, qui ci sono anche in questo fine settimana tante iniziative, anche legate ai bambini, per partire proprio nella sana alimentazione friulana fin dalla base. Assolutamente, ne parlavamo anche prima, Friuli Doc è sicuramente una festa, deve rimanere una festa, però pensiamo e siamo convinti che a partire dai più piccoli sia importante far conoscere i nostri prodotti, farli capire e fare una sorta di didattica addirittura dell'alimentazione, dell'agricoltura, perché dietro l'agricoltura e dietro i nostri prodotti c'è un grande lavoro di qualità, ma soprattutto anche perché giocando magari e in maniera anche un po' più ludica penso che i bambini possono spiegare tante volte ai loro genitori quanto è importante il prodotto del proprio territorio, il chilometro zero e la qualità che questa regione sa esprimere. Io penso anche al futuro, quali sono i prossimi passi per il marchio qua, allargarsi magari anche ad altri prodotti, poi uno spunto che ho raccolto dai consumatori, dai produttori che hanno partecipato alla cena finale è stato facciamoci conoscere anche tanto fuori dalla regione, dall'Italia, l'estero e poi la grande distribuzione, questo hanno detto. Ma assolutamente sì, da un lato io sono convinto che il marchio qua, proprio perché il Friuli Venezia Giulia penso in Italia ma anche all'estero è ancora sinonimo di qualità. Il marchio qua deve rappresentare questa qualità, il cittadino che lo cerca e speriamo che sia così in futuro, che lo cerca nella grande distribuzione emiliana piuttosto che lombarda, va a cercare la qualità del Friuli Venezia Giulia. Quindi questo è sicuramente un obiettivo. Un obiettivo è allargare il paniere, ovvero i prodotti con il marchio qua. In queste settimane siamo arrivati al disciplinare per il miele, quindi andremo ad aumentare anche i prodotti adesso con il miele. C'è la grande sfida, che credo che è fondamentale, dei prodotti trasformati, ovvero mettere insieme dei prodotti acqua che fanno magari il frico acqua, che fanno magari un prodotto trasformato che può avere il marchio acqua e può essere ovviamente anche questo certificato in tutta Italia. Credo che questa sia la sfida vera. I produttori ci stanno credendo, secondo me dobbiamo farcela. Quelli che lo fanno senza cipolla, poi non so la sua scuola qual è, io ce la metto, quelli che lo fanno senza cipolla, patate e formaggio sono già marchiate e siamo già a posto. Dovremmo riuscire a farlo, quindi sì, vale ovviamente per il frico, ma può valere probabilmente anche per alcuni pani o probabilmente anche alcuni prodotti o piatti fatti con la farina, quindi riuscire a fare anche dei trasformati marchiati a qua ci permette probabilmente di stare ancora di più sulla grande distribuzione. E devo ricordare che però ha sicuramente manifestato un grande interesse per il marchio qua e quindi questo credo sia davvero importante. Bene, avrò da studiare insomma ancora. Noi aspettiamo ancora la cena, questo è il fatto. Aspettiamo, grazie. Con il direttore del Stefanelli ci ritroviamo di anno in anno per sapere anche come va avanti questo marchio qua che guadagna sempre la vetrina centrale di Udine. Sì, è un marchio su cui ha investito e sta investendo e investirà la Regione perché è garantito dalla Regione, quindi è un'occasione per dare valore ai suoi prodotti, per dare tracciabilità ai prodotti e quindi consacrarli come un'occasione per il consumatore che
può acquistarli anche presso la grande distribuzione, oltre che vederli qui in via Mercato Vecchio. Quindi questa è una vetrina, però il nostro intendimento è proprio quello di farli conoscere alla gente e che diventi un marchio che appartiene alla gente, perché è un marchio della regione, un marchio pubblico, e quindi è l'occasione proprio per fare assieme un percorso che è quello, un percorso di qualità, un percorso in cui le proprietà organolettiche si fondono con quelle salutistiche e con quelle della sostenibilità, che ricordiamo è un elemento indispensabile per rendere per far progredire l'agricoltura e il settore agroalimentare regionale. Sta accadendo tutto questo, cioè voi che siete qua appunto per tutta la durata di Friuli Doc e la gente si avvicina, si incuriosisce, assaggia, insomma sta diventando sempre più patrimonio del Friuli questo marchio? Sì, sta diventando patrimonio del Friuli e noi vorremmo che lo fosse ancora di più e che la gente si riconoscesse nel marchio e subito quando lo individua negli scaffali dire ah, questo è del marchio, quindi questo vale la pena di sceglierlo, ecco, magari spendendo un quarto di moneta in più. Le faccio ancora una battuta, poi basta perché altrimenti prendiamo troppa pioggia, però i produttori che ho incontrato sono contenti di quello che è stato fatto sul piano della promozione, vorrebbero che si facesse qualcosa di più all'estero. Qualcuno ha proposto anche le sagre, cioè arrivare anche nelle sagre è una direttrice completamente diversa, e poi la grande distribuzione. Sì, sagre e estero sono due cose che sono abbastanza diverse, perché il problema dei nostri produttori è quello di poter garantire una fornitura costante ai livelli in cui può interessare anche a una distribuzione che avvenga all'estero, quindi diciamo finché è un prodotto così un po' di nicchia, allora il raggio d'azione può essere limitato agli appassionati, ma poi quando diventa patrimonio e così un valore anche per la grande distribuzione, poi bisogna stare dietro ai contratti e fornire tutto quello che serve. Quello che manca è proprio questo fatto qua, quello di riuscire a dare a prodotti di nicchia una valenza maggiore, con aggregazione, con modalità associative da parte dei produttori, magari fare un paniere per portarlo all'estero. So che sta arrivando il miele, ci svela anche qualcos'altro su cui si sta lavorando? Stiamo lavorando su tante cose, perché dobbiamo lavorare sulla carne bovina, dobbiamo lavorare sulla carne avicola, che è richiesta dal mercato questa certificazione. Quindi le richieste ci sono e purtroppo siamo in pochi e difficilmente riusciamo a dividerci fra tanti impegni. Quindi, però il lavoro c'è, insomma la strada è disegnata, quindi si va avanti. sì, la strada è disegnata, la Regione va avanti con decisione su questa scelta che è stata fatta. Ma credo che l'emozione sia grande, ma partiamo dall'emozione di quando hanno detto sarà il testimonial di Friuli Doc. Beh, guardi, io ero nella casa in montagna in Carnia, quindi mi è stata data questa opportunità al telefono e sono rimasto innanzitutto un po' imbarazzato e spaventato, perché non sono un ragazzo che si mostra facilmente, ovviamente, perché sono una persona che fa il suo, una persona semplice. Di conseguenza è stato un grandissimo onore ricevere una telefonata del genere, perché rappresentare qua il Friuli stesso, l'esercito italiano, la Brigata Alpina Julia e il mio reggimento è un grandissimo onore, oltre che un piacere. In cosa ti senti di rappresentare il Friuli in particolare? Perché al di là del gesto eroico, della storia che ti ha reso, diciamo, famoso, insomma, proprio per quello che fai, anche per quella penna nera rappresenti la friulanità, ma per come sei fatto tu? Bah, per come sono fatto io, nella mia umiltà posso dire che sono un ragazzo semplice, quindi il friulano, per quello che ne so io, quello che credo io che sia un friulano, è una persona semplice che lavora quando è da lavorare dal massimo di se stesso, rimanendo pure una persona umile con semplici principi e sani valori.
Simone, qua è una vetrina per la friulanità e quindi non potevi mancare, diciamo, in questa via Mercato Vecchio, in questa Friuli Doc che mostra tutte le nostre eccellenze. Intanto, che sensazione ad essere in questa manifestazione che è la più importante di Udine? Sicuramente è una bella emozione perché io ci vengo praticamente da tutti gli anni e fa sicuramente piacere. È meglio andarci in incognito così a scoprirla o essere un po' un testimonial? No, è bello in entrambi i modi sicuramente. Senti, ti chiedo qualcosa perché quest'anno io ho scoperto i prodotti acqua, mi hanno messo un po' a cucinare anche. Ti farò una domanda curiosa, intanto qual è il tuo prodotto friulano preferito per eccellenza? Formaggi, carne? Il mio prodotto preferito è il fricco. Quindi lo sai anche cucinare? No. Niente, speravo che potesse aiutarmi, ma niente, non ce la facciamo. Insomma, sei uno che preferisce consumare prodotti del territorio? Sì, assolutamente. Quindi quando sei stato fuori ti mancavano? Abbastanza. Ma comunque a Ferrara ho mangiato molto bene, quindi mi sono trovato bene anche là, però i prodotti friulani... Quindi il pacchetto te lo facevi mandare, casomai, oppure quando venivi su ti portavi qualcosa? Ogni tanto sì. Silvan, negli anni scorsi hai frequentato, quando potevi, Friuli Doc, intanto ti chiedo? Sì, sono stato 2 volte forse negli ultimi 4 anni, quest'anno che abito in centro forse riesco ad andare magari anche 2 volte. Sì. Ma tu cucini? Sì. Sì? Sì. Hai provato a cucinare con i prodotti tipici che sono presentati qua, non so, i formaggi friulani, patate friulane, non lo so. Sì, ho provato. Allora, a me piace stare in cucina, mi piace cucinare perché penso che l'alimentazione fa parte del nostro lavoro e niente, quando so che cosa trovo sul piatto sono contento, ecco, e quando cucino da solo so al 100% quello che mangio, quindi cucino anche spesso e ho anche provato con prodotti, ecco, tipici friulani, sì. Bene, e allora adesso ti toccherà seguire il consiglio di Simone che vuole assolutamente che tu mangi il frico e che scelga il frico come prodotto preferito. Ma guarda, io sì, l'ho provato una volta, in generale però mi piace anche la carne, quindi ho detto che mi piace il San Daniele, ma adesso che andremo a fare un giro magari cambia qualcosa. Allora, buona spesa perché noi parliamo in particolare qua dei prodotti a marchio Acqua, che è questo marchio di qualità della regione, quindi buona spesa, poi ci saprai a dire cosa hai cucinato, magari verremo fra un po' a chiederti una ricetta. Grazie. Va bene, grazie a voi. Allora, mentre Silvan Widmer e Pontisso degustano un po' i prodotti a marchio Acqua, volevo approfittare per fare un punto su questa avventura che fa parte del programma di promozione anche di questo marchio Acqua per arrivare davvero nelle case di tutti i friulani. Ma il Friuli Doc, Telefriuli, Udinese, che cosa dire di più? Insomma, abbiamo scelto, io credo, la quintessenza dell'essere friulano. Il marchio Acqua è il marchio della regione Friuli Venezia Giulia, è il marchio che tutela il chilometro zero, quindi la sicurezza alimentare, la sicurezza sotto tutti i punti di vista. Qui con i rappresentanti dell'Udinese attraverso Telefriuli a Friuli Doc penso che siamo a celebrare in maniera anche meritata e forse anche a darci una pacca sulle spalle non a noi operatori certamente, ma soprattutto a chi continua ogni giorno a lavorare perché il Friuli Venezia Giulia possa sempre crescere. Ersa che è sempre più sul territorio, volevo approfittare per far dare l'appuntamento anche con Acqua in Bocca che continuerà, insomma anche dopo il mio esame continuerò a conoscere i prodotti a marchio Acqua qui a Friuli Doc, ma poi anche San Pietro al Natisone, insomma ci sarà ancora molto da scoprire. Allora, prima di tutto, promossa a pieni voti perché sei stata... Non mi hanno mica dato tanti bei voti. Per me sei stata promossa a pieni voti perché non guardavo esclusivamente l'aspetto culinario ma anche ovviamente l'aspetto promozionale televisivo e chi meglio di te poteva così esprimere al meglio questo aspetto. Lasciatelo dire perché bene, ti alle cucinerò volte... qualcosa. Grazie. Alle volte i complimenti servono perché ci tirano anche su, specie quando sono sinceri come in questo caso. La trasmissione deve andare avanti perché ha avuto successo, perché ha avuto un seguito, perché si è capito
che attraverso la trasmissione, attraverso la televisione siamo riusciti a far comprendere di più che cos'è questa eccezionalità del marchio Acqua. Quindi dobbiamo continuare, abbiamo tanti appuntamenti, tra cui ne hai citato uno, il Buono Di a San Pietro al Natisone a metà ottobre, dal 13 al 15 ottobre, quindi tutti lì per festeggiare anche lì il marchio Acqua. Io ho fatto una domanda a tutti, quindi prima di lasciare andare Daniele Damele devo farla anche a lui, anche se è stato buono con me. Sei bravo in cucina? Cucina con i prodotti a marchio Acqua, cosa fai? Io li acquisto, li porto a casa e dopo li faccio cucinare, li regalo, li faccio cucinare e mi faccio invitare a casa per così. Li apprezzo tantissimo dal punto di vista della tavola. Fatemi fare tutto, la lavastoviglie, anche lavare i piatti e preparare tavola, però non fatemi cucinare, quello non è per te. Non è Faremo io e Zoppolatti, dai. Voi Zoppolatti ce la fate sicuramente. Grazie. Ben ritrovati, se non siete potuti venire a Friuli Doc, vi ci portiamo noi, non preoccupatevi, con il fido Gian Domenico Ricci che mi ha accompagnato in tutte queste avventure culinarie, in attesa di Paolo Zoppolatti che domenica prossima rincontrerò. Camminiamo appunto qui nel Mercato Vecchio per scoprire i prodotti dell'agroalimentare regionale, perché ci sono i prodotti a marchio Acqua che già hanno avuto la certificazione e sono, vediamo se ho studiato bene, ormai sono stata promossa, quindi devo le patate, le mele, gli asparagi, le cozze, le vongole, la carne suina, i latticini e poi la trota, e li abbiamo gustati, li abbiamo scoperti e conosciuti, ma ci sono delle vere e proprie chicche che si scoprono qua nel Mercato Vecchio proprio di prodotti della nostra regione. Mi fermo qua non a caso perché scopro che nella nostra regione c'è anche lo zafferano, che è un prodotto già affascinante di per sé perché sa molto di esotico, invece lo possiamo avere anche qua, in particolare in provincia di Pordenone. Pordenone nella Pedemontana occidentale, precisamente ad Ardago di Budoia, paese collinare. Abbiamo scelto lo zafferano perché lo riteniamo un prodotto di eccellenza e siccome noi riteniamo il nostro territorio un territorio di eccellenza, abbiamo scelto lo zafferano per promuoverlo. Una binata di eccellenze. Allora, Cooperativa Agricola Cial de Moulin, che significa? Significa via del mulino. Cial da calle, calle a Venezia sono famose le calle, sì, e noi le vie pigre chiamiamo Cial. Ah, bello. Cial de Moulin. Lei si chiama? Piero Ianna. Sì. E come, cioè, lo zafferano io non ho proprio neanche idea, zero, mi deve raccontare tutto. Allora, questo cos'è? Il Crocus sativus, è il bulbo dello zafferano, Bel fiore lì. che fa questo bel fiore qua, dal quale si ricava lo zafferano e il prodotto finito è questo qua, vede? Lo zafferano. Allora, questo colore bellissimo. Si semina a fine agosto e si raccoglie da metà ottobre a metà novembre. Ovviamente la raccolta va fatta alla mattina presto
prima che il fiore si schiuda, in modo che lo zafferano conservi tutte le sue caratteristiche. Subito dopo viene portato a fare la mondatura, cioè a separare gli stimmi dal resto del fiore, e in giornata viene fatta anche l'essiccazione. Quindi nell'arco della giornata bisogna fare tutte e tre le operazioni: raccolta, mondatura ed essiccazione. È un lavoro che richiede molta manodopera, tutta manuale, ed è per questo che il costo dello zafferano è elevato in Italia, dove i costi della manodopera sono ovviamente più alti che rispetto all'Iran o agli altri paesi. Che va bene anche nel nostro clima, quindi proprio. Sì, ottimamente, tant'è che le nostre analisi chimiche non hanno niente da invidiare quelle che sono le analisi degli altri paesi. Quindi chimicamente e organoletticamente non ha niente da invidiare dai paesi di origine, diciamo. Che bello, poi è bellissimo anche questo packaging che raccoglie, sì, sembra quasi un cosmetico. Un prodotto di eccellenza, un territorio di eccellenza, ci andava anche un packaging di eccellenza. Eccolo. Quindi c'è lo zafferano puro, diciamo così, che... Lo zafferano puro messo dentro ovviamente in un vasetto, e siccome lo zafferano teme la luce, noi abbiamo scelto di metterlo in una confezione. Però quest'anno abbiamo voluto uscire anche con qualcosa di nuovo. Per esempio? I biscotti allo zafferano, e voglio farvelo assaggiare per sentire il vostro parere in diretta. Vado? Vado io, Giando? Particolare. Ovviamente li abbiamo messo in una confezione da 100 grammi, ci sono dai 12 ai 13 biscottini per soddisfare le esigenze di una famiglia, per gustarsi mentre passeggia questo sapore meraviglioso. Resta alla fine proprio. È quello che resta alla fine, e resta per un bel po' di tempo. Veramente. Arriva la pasta frolla e poi alla fine resta questo aroma. Ecco. Inoltre abbiamo detto: perché non facciamo un qualcosa di tutto friulano? Allora, in Friuli c'è una sola azienda che produce riso, e produce il riso Vialone Nano. Allora abbiamo detto: facciamo una confezione di riso da 500 grammi, dentro c'è la bustina di zafferano per fare un risotto da 6 porzioni. Quindi una confezione lusso per una famiglia, di tutto rispetto, con delle caratteristiche anche particolari. Bellissimo, veramente mi ha fatto piacere scoprire questa cooperativa, questa particolarità. Quindi, ma mi dice un altro uso velocissimo così in chiusura, perché risotto, i biscotti. Il risotto, biscotti, la trota, poi ci sono anche altri pesci che si abbinano benissimo. Io ho scoperto che ci sono quasi 1400 erotte ricette di zafferano. Il pane allo zafferano poi è una meraviglia. Io l'ho fatto a casa mia, sì. Beh, resta tantissimo questo sapore. Noi parliamo di marchio Acqua, ci arriveremo anche per voi. Noi abbiamo chiesto il marchio Acqua e probabilmente nel 2018 lo avremo. Fantastico, così vengo a conoscervi direttamente lì alla mattina presto a fare anche la raccolta. La mattina alle 7 a fare la raccolta con noi. Aiuto, grazie. Allora Giandomenico, vieni con me, perché qua andiamo a scoprire un'altra chicca, perché io vedo, aspetta che dico bene chiocciole, però leggo, quindi collego le lumache, ma in realtà abbiamo un altro nome. Matteo Venuti dell'azienda agricola Chelumaca di Colloredo di Montalbano. Ok, quindi l'azienda si chiama Chelumaca, però sono chiocciole, spieghiamo. Allora, l'azienda si chiama appunto Chelumaca perché il termine lumaca è quello maggiormente conosciuto in tutta Italia. In realtà però parliamo di chiocciole, sono quegli animaletti, quei molluschi col guscio. E noi abbiamo deciso 6 anni fa di intraprendere questa avventura, questa attività. Abbiamo un allevamento di un ettaro a Colloredo di Montalbano e da 2 anni ci siamo messi sul mercato con tutti i prodotti trasformati. Seguiamo un particolare disciplinare di produzione e per questo abbiamo il marchio Chiocciola Metro Loccherasco.
I punti fondamentali di questo disciplinare sono un'alimentazione totalmente naturale, quindi vegetale. L'animale poi sta in campo aperto tutto l'anno, quindi estate e inverno. Quindi il nostro animale alla raccolta ha circa 1 anno e mezzo di vita, viene raccolto uno ad uno, vengono spurgati e dopo vengono venduti alla ristorazione o al dettaglio. Come vi è venuta l'illuminazione di cimentarvi insomma in questo campo? Beh, abbiamo cercato in Italia un prodotto che andasse, che avesse mercato, che non fosse diciamo inflazionato. Abbiamo trovato nella chiocciola il risultato. Quindi c'è, cioè gli italiani lo cercano sulle tavole? Gli italiani lo cercano, in Italia c'è un consumo di circa 45.000 tonnellate annue e il 65% è tutto di importazione. Ovviamente questo, essendo un prodotto di allevamento, è un prodotto anche di alta qualità, perché appunto sia l'alimentazione vegetale che anche il periodo di crescita allungato, circa di 1 anno e mezzo, conferiscono al prodotto una qualità ottimale. Mi incuriosiva proprio anche come poi si allevano le chiocce, perché io quando ero piccolina e veniva la pioggia, poi andavo così a raccoglierle, poverine, le tenevo in una scatola, un po' ci giocavo, in realtà era un po' così, ma forse lo facevano tanti bambini. Quindi completamente, cioè nel prato praticamente. Completamente al naturale, noi abbiamo diversi settori in allevamento e noi coltiviamo cavolo, bieta, girasole e radicchio e loro vivono all'interno del loro habitat naturale, non per niente si chiama ciclo naturale completo la nostra metodologia di allevamento. Caspita, abbiamo quindi diverse preparazioni. Abbiamo diverse preparazioni, oggi qui noi abbiamo diciamo, quello che va di più al mercato, quindi diciamo anche i piatti pronti, abbiamo già lumache condite con i porri, con il pesto, in umido, con i funghi, con il prezzemolo, subito pronte da scaldare, se no abbiamo anche la materia prima, la carne che uno può condire come meglio crede. Poi Matteo, io conoscevo, cioè noi donne a una certa età quando arrivano le prime rughe, adesso dalla Corea soprattutto parlano di questi prodotti a base di bava, di lumaca, non lo so, c'è qualcosa anche di bellezza? Sì, beh, questa diciamo, è la nuova scoperta dell'elicicoltura, nel senso che già qualche anno stanno prendendo molto piede dei prodotti cosmesi ma anche farmaceutici a base di bava di lumaca e noi siamo usciti l'anno scorso con una linea tutta a base di bava di lumaca, estratta anche questa secondo un disciplinare che tiene conto molto del benessere dell'animale. Grazie mille, è stata una bella scoperta, buon lavoro allora, poi io non so se riuscirò mai a cucinarle sinceramente, però vedremo se Paolo mi insegnerà anche quello. Era un assaggio della passeggiata qui a Friuli Doc, ma sempre qui a Friuli Doc mi toccherà ancora cucinare con Paolo Zoppolatti che sarà in arrivo e quindi ci vediamo anche domenica prossima per vedere com'è andata. Saremo qua in uno degli stand di Via Mercato Vecchio dell'area Ersa e insomma intanto vediamo se possiamo bere qualcosina perché abbiamo parlato di mangiare ma nel agroalimentare friulano, sorridono qua alle mie spalle, c'è anche un bel bicchiere di vino rosso, ma non si par buon a bere in televisione, quindi ci vediamo domenica prossima, continua l'avventura di Acqua in Bocca. Grazie, salute.